Buona Padagna, buona Benacchia da Andrea Rognoni. Oggi parleremo di Giovanni Reale, che è venuto meno il 15 ottobre a Luino. Giovanni Reale è stato un interprete autorevole della filosofia, soprattutto della filosofia antica, Platone, Socrate, eccetera, e poi è diventato famosissimo soprattutto per i suoi manuali di liceo, che sono stati letti da più generazioni di studenti a partire dagli anni 70, e storia della filosofia antica, ma anche l'intera storia della filosofia dell'antichità ad oggi, che grazie a lui appunto trova diffusione un po' nei licei, ma anche negli altri istituti professionali o commerciali. Bene, Reale era di antica origine siciliana dal punto di vista della stirpe del cognome, però era nato a Candia Lomellina, e Padana fu poi la diffusione del suo pensiero, perché ebbe modo di insegnare prima in qualche liceo piemontese e lombardo, poi dopo essersi laureato tra l'altro all'Università Cattolica insegnò a Parma, e poi alla stessa Cattolica come ordinario di storia della filosofia antica. Però ebbe modo di distinguersi anche negli ultimi 10 anni per aver fondato il Centro di Ricerche di Metafisica e alla Facoltà di Filosofia del San Raffaele di Milano, che tanta fortuna ha avuto, fondò addirittura un centro internazionale di ricerche su Platone. È un personaggio interessante per tantissimi motivi, nel senso che così ci ha abituato a riscoprire gli antichi, certo nello specifico i greci, a cui dedicò tantissime opere, non solo a Platone e a Socrate, che erano i suoi più cari, ma anche ad Aristotele, a Plotino, eccetera. Grosso modo, anche perché parlare di filosofia ovviamente significa entrare in una dimensione tecnica ed astratta, affascinante, ma un po' tosta dal punto di vista così della divulgazione. Grosso modo lui, in buona sostanza, arrivando al sodo, ebbe modo, sulla scorta di alcune intuizioni già dei tedeschi della scuola di Tubinga, ebbe modo di far capire che alcune concezioni che poi vennero ampliate dal cristianesimo o addirittura dall'epoca moderna erano già presenti negli antichi greci. Platone, per esempio, non va conosciuto solo per quelli che sono appunto le sue opere più famose, ma per le opere di divulgazione orale, e in buona sostanza, per esempio, il concetto di anima e di immortalità dell'anima non sarebbe qualcosa di già cristiano, di solo cristiano, ma legato proprio al pensiero di Platone o dello stesso Plotino, che fu un epigono della tarda antichità. E sono tanti gli spunti che sono legati anche alla figura di Socrate, che è molto amata anche da qualche giovane ancora, nonostante la pressione di altre figure mitologiche moderne, e il fatto che Socrate beve la cicuta piuttosto, insomma, che darsi in pasto ai mafiosi del tempo la dice lunga, ecco, su quanto poi il compito dell'uomo è proprio la cura dell'anima, quello che Reale sottolineò più volte. Molti appunto sbagliano pensando, scriverà proprio nella storia della filosofia antica, che è il suo capolavoro, pensando che il concetto di anima sia una creazione cristiana. In realtà appunto era qualche cosa di greco, e addirittura per certi aspetti il mondo cristiano era più legato al corpo, al concetto di corpo in tutte le sue maniere, anche peccaminose, e per esempio la risurrezione dei corpi come risoluzione dell'esistenza, del destino umano, mentre l'anima, insomma, era già platoniana, e Platone col mito della caverna, insomma, aveva detto tantissime cose interessanti da questo punto di vista. Però anche Aristotele, tutto sommato, non era poi così distante da queste concezioni, e lì l'ha scritto Reale il concetto di filosofia prima e l'unità della metafisica di Aristotele già del 61,
Il fatto che Reale abbia fondato questo centro di metafisica significa che lui credeva molto nella metafisica, in realtà una scienza, ecco, una sottoscienza della filosofia che è molto in crisi per tantissimi motivi, perché prevale oramai nel mondo moderno la dilatazione del significato della tecnica, anche nella riflessione di molti filosofi padani come Galimberti e Severino. Poi naturalmente molti docenti che riportano tra l'altro un cognome padanissimo, che sono suoi allievi del nostro appena defunto appunto grandissimo Reale, tipo Roberto Radice, che insegna all'Università Cattolica, ha rivisto anche l'età ellenistica come prosecuzione di quelle intuizioni di cui dicevamo prima, e via dicendo. Poi ci sono dei collegamenti con alcuni tedeschi dell'epoca romantica come Schelling, Hegel, eccetera, che addirittura Heidegger, che avrebbero, secondo questa scuola di pensiero fondata dal Reale, avrebbero addirittura rilanciato alcune intuizioni degli antichi greci. Personalmente ritengo appunto che il mondo greco fosse sicuramente grandissimo, però non dobbiamo dimenticarlo, l'abbiamo detto diverse volte dalle onde di Radio Padania, non esisteva soltanto nell'antichità il pensiero greco. Esisteva un pensiero del nord-ovest molto coltivato dai popoli celtici, di cui ora noi abbiamo soltanto dei brandelli, perché non ci rimangono ovviamente degli scritti. I Celti ragionavano per tradizione orale, però appunto è tutto molto interessante, perché anche i Celti, come ho sottolineato in uno dei miei libri, avevano questa particolare attenzione a un'anima che trascorreva dal mondo presente, dal mondo terreno al cosiddetto altrove, che insomma è questo mondo ultraterreno che evidentemente ospita dimensioni di immortalità dell'anima, anche se ci sono echi nel mondo celtico perfino della reincarnazione, ma qui il discorso si farebbe un po' troppo grande. Certamente Reale è stato interprete di una concezione interessante, stimolante. Poi chi scrive generalmente per le scuole superiori ha questo istinto didattico, insomma, di divulgatore, non si chiude in se stesso per fare una filosofia che sia soltanto sterile, insomma, e poco produttiva, soltanto legata a una dimensione astratta della realtà. E quando poi presto da queste onde parleremo anche dell'ultima opera di Diego Fusaro, l'Enfant prodige di Torino, l'ultima opera si intitola Il futuro è nostro, ecco, avremo modo di far comprendere come tutto sommato, se ben utilizzata la filosofia, che sembra così pesante, pedante, in realtà ci dice delle cose che sono interessanti anche dal punto di vista politico, pratico, pragmatico, quotidiano, politico nel senso alto naturalmente, no? E a questo proposito, vedete, mi ricollego un po' anche a quella che sarà il senso e il significato della manifestazione di oggi, perché chi contrappone una sua ideologia, una sua ideografia alla difesa dell'identità, alla difesa della nostra identità, usa oramai con una certa disinvoltura un termine che ha uno sfondo filosofico, che va analizzato nella misura in cui poi ha delle ricadute anche pratiche e politiche, ed è un termine sfizioso, ma di una gravità e di una dilatazione oggi come oggi eccezionale sotto tutti i punti di vista, il meticismo. Infatti alcuni manifesti che si contrappongono alla manifestazione di oggi milanese, la versione milanese, riportano una serie di slogan che vengono firmati da una certa Milano Meticcia. Lo scritto, diciamo, la firma Milano Meticcia, l'attribuzione della paternità Milano Meticcia antirazzista, antifascista, ecco, è abbastanza scontata nella sua seconda parte, nel senso che
l'antirazzismo e l'antifascismo sono delle linee di pensiero che hanno già avuto modo di farsi ammirare, fra virgolette, naturalmente non priva di ironia questo verbo, in varie fasi, però sono digeriti come concetti oramai da tantissimo tempo, discutibili, ma oramai sono strapassati in una dimensione oramai storica dello sviluppo del pensiero politico. Invece non così per meticismo. La differenza fra meticciato e meticismo, da questo punto di vista, degna di un dizionario della filosofia, è proprio questa. E il meticciato è l'insieme dei gruppi e delle organizzazioni che sostengono e irrobustiscono appunto tutta la realtà di chi, permettendo di incontrare etnie diverse, favorisce appunto lo sviluppo di un potere e di un riconoscimento sempre maggiore del frutto di questo incontro. Il meticismo è qualcosa di più sottile e di più giocato a lungo termine, in una dimensione che è sicuramente metapolitica, ma è anche poi esistenziale. Vedete, riflettevo questa mattina presto su un fatto che è di estrema importanza nel nostro mondo postmoderno, no? Nel cosiddetto 2000. È il fatto che le grandi ideologie politiche in senso storico sono finite. Parliamo del marxismo, parliamo di un certo tipo di nazionalismo, parliamo del liberalismo in senso classico. Sono finite perché hanno esaurito la loro forza e la loro importanza in questo mondo, quale ora lo conosciamo in tutti i suoi aspetti, anche angoscianti. Però da che cosa sono stati sostituiti? Da alcune teorie forti, guardate che sono molto più forti di quello che appaiono, che riguardano appunto una dimensione o sessuale o etnica della realtà. Sono così forti da riuscire a proporsi come ideologie nel senso più largo del termine, e proprio come dei programmi di vita, delle pianificazioni dell'umanità. Guardate che queste pianificazioni stanno prendendo piede da una quindicina di anni a questa parte, e non hanno ancora espresso in maniera compiuta, attraverso per esempio dei filosofi riconosciuti, dei pensatori riconosciuti, la loro volontà, diremmo così, di potenza, cioè di affermazione definitiva. Fra questi c'è appunto il meticismo. In un certo senso queste nuove ideologie sono figlie del 68, che diceva, ricordate tutti, la fantasia al potere. Però il 68 era anche e soprattutto giocato sul discorso del sesso, del rapporto fra i sessi come liberazione sessuale in senso lato, e del rapporto fra le etnie, che peraltro non sono altro che diciamo incarnazioni di processi sessuali. Bene, il meticismo sostiene in buona sostanza, e qui appunto va chiarendosi passo dopo passo, sostiene che soltanto un'ibridazione degli esseri umani, quindi un incontro progressivo massiccio, pianificabile anche, ma comunque gestibile attraverso tutta una serie di politiche di varia natura, possa portare appunto a una forma di superrazza, la superrazza meticcia, laddove evidentemente le etnie attuali non bastano più, ma non solo non bastano più, perché il che ovviamente sarebbe anche degno di appartenere alla galleria del buon senso. Non bastano più perché devono essere eliminate per lasciare posto a un grande mare meticcio, ambrato,
ibrido, dove evidentemente la possibilità di incontro tra etnie completamente diverse non può che regalarci un futuro di incroci progressivi che possono portare appunto a questa realtà, appunto, dove diventerà difficile, secondo questo progetto, diventerà difficile riuscire a distinguere ancora, diciamo così, espressione un po' artistica, i colori delle varie etnie. I colori naturalmente nel senso buono, naturalmente, e in senso non solo fisico, perché significa anche poi usi, costumi, tradizioni che evidentemente sarebbero in qualche modo sacrificati ad un unicum mondiale. Questa progettualità, perché la domanda che potete fare voi subito, perché non è stata esplicitata ancora? Perché prima di tutto è abbastanza complessa nella sua esecuzione, cioè presenta dei punti d'ombra per la effettuabilità di tutto questo discorso. Secondariamente perché se fosse esplicitata richiamerebbe contro di essa tutta una serie di meccanismi di difesa o di obiezione, quali per esempio noi stiamo facendo. Però noi ci permettiamo di fare queste obiezioni al meticismo proprio perché siamo più sensibili a questo tipo di argomento. Lo siamo in genere tutti quelli, insomma, che ci interessiamo di alcuni spunti, di alcune tematiche, lo siamo anche per esperienza personale, al di là, insomma, delle differenze di cultura. Lo siamo perché evidentemente molti che ascoltano Radio Padania o che hanno a che fare con gli organi di stampa padanisti in realtà si sentono una minoranza dal punto di vista etnoculturale, dal punto di vista del modo di essere, del modo di fare, eccetera, eccetera, e quindi avvertono con maggiore sensibilità proprio il progetto che sta dietro a tutto quello che si suole chiamare effettivamente meticismo. Diciamo, i lati utopistici del meticismo sono relativamente meno importanti dei lati filosofici, perché purtroppo ogni ideologia comporta già di per sé una forma di utopia. Ovviamente anche il federalismo, che comunque io ritengo fra le varie idee politiche la meno utopistica di tutti, ma comunque un margine di utopismo c'è, perché nel progetto metapolitico, politico che tutti possono fare, che hanno fatto dall'antichità ad oggi, insomma, per migliorare il mondo, al di là di come sono andate le cose, c'è un margine di utopia, ma è naturale perché evidentemente diciamo il progetto va sovraccaricato di un sogno per farlo funzionare sul piano emotivo. Ecco, questo sogno non solo esiste dal punto di vista del meticismo, ma si insinua in tutte le piaghe del discorso scientifico. Noi siamo stati l'anno scorso a visitare il Muse di Trento e noi ci siamo resi conto di come effettivamente moltissime guide, moltissimi responsabili del museo siano convinti che antropologicamente il meticciato sia una forma di perfezionamento dell'essere umano. Perché vedete, ogni ideologia ha bisogno di convinzioni scientifiche, ha bisogno da una parte del sogno, da una parte dell'utopia, come diceva Bloch, ma dall'altra parte anche di precise convinzioni scientifiche, che ovviamente sono delle forme ossessive che in realtà con la verità poco hanno a che fare, ma che servono per oliare questa macchina incredibile che appunto in sé è l'idea, l'ideologia. L'ideologia poi avrà modo in questa maniera di riuscire a pervadere ogni angolo della società umana
Chi arriva a visitare certi musei o a sentire certi esperti, magari partendo da culture diverse o da una discreta ignoranza nel ramo, e ovviamente viene ampiamente condizionata dal fatto che quello che si mostra è una convinzione assoluta della scientificità di queste teorie. Esempio, appunto, il meticciato salverà il mondo, riuscirà addirittura a migliorare sotto tutti i punti di vista la società umana, il modo di essere, il modo di fare. E quindi il fatto che questa appaia come convinzione scientifica degna di entrare in una trasmissione di Piero Angela, ma se non sarà lui presto il figlio o qualcun altro ce lo spiegherà, ebbene questo costituisce lo zoccolo duro di fronte al quale noi dobbiamo fare i conti, perché vedete, se le idee che vengono chiamate volgarmente politiche fossero solo quello, non si avrebbe ragione di temerle, di temere davvero, ma sono qualcosa d'altro. Il meticismo è diventato uno stile di vita, un modo di interpretare il mondo, un modo di convincersi e di convincere i ragazzi fin da giovanissimi che le cose siano giuste così, no? Un po' come appunto negli anni 60 si pensava che andando sulla Luna ed esplorando tutti i pianeti finalmente si potesse costruire la società dei felici, dei progrediti felici che viaggiavano comodamente da un pianeta all'altro, tipo Spazio 1999. Vedete come cambiano i gusti, ma nella sostanza ci sia sempre un fondo di follia nelle cose. E qui prima citavo Reale, di antica, abbiamo detto di antica stirpe, usiamo questo termine in senso retorico ovviamente, siciliana, trinacrica, ma viene in mente un altro grande trinacrico che era Pirandello. Pirandello aveva capito come tutte queste grandi ideologie che volta per volta col passare del tempo diciamo infestano il genere umano fossero in realtà dei lanternoni, cioè qui lo spiega molto bene nel Fu Mattia Pascal, una pagina celeberrima del Fu Mattia Pascal, il suo capolavoro di narrativa. Questi lanternoni soffocano i lanternini individuali, che rimangono certo a nostra disposizione con un raggio di 3 metri di luce per riuscire a capire qual è la nostra vita, i nostri problemi singoli, no? Il vicino di casa anziché la nostra piccola comunità. Ma in realtà il lanternone ci vuole offrire qualcosa di più, ci vuole offrire una chiave di visione del mondo, di miglioramento del mondo. Il lanternone acceca, diceva Pirandello, ed è questa appunto la sua caratteristica, che la maggior parte delle persone cade in questa luce abbagliante. Viene certamente in mente anche qui l'illuminismo, ma sicuramente un certo tipo di scrittura decadente era anche molto critica nei confronti dell'illuminismo. E l'illuminismo stesso nel Settecento aveva posto le basi di quella che poi attualmente è l'ideologia meticista, cioè il fatto appunto che ci potesse essere una fratellanza universale non più basata su differenze ma su un'uguaglianza assoluta. Quindi i lanternoni accecano. Uno di questi lanternoni oggi come oggi è il meticismo, che proclama evidentemente che soltanto l'incontro programmato e progressivo di tutte le etnie in un grande abbraccio ambrato, ibrido, proprio fattualmente verificantesi in qualche parte del mondo e progressivamente nelle maggiori città europee, può portare effettivamente a quella felicità tanto agognata dal genere umano. Ecco, laddove non poté l'economia, laddove non poterono Marx da una parte o Nietzsche e altri pensatori di destra dall'altro, ecco, poté finalmente quella che poi di per sé è un'antipolitica, ecco, l'idea appunto della superetnia, ma è un'antipolitica nella misura in cui non parla il linguaggio politichese, ma è una superpolitica perché
L'idea di una super razza, sapete che cosa significa? Cancellare tutte le etnie e tutte le razze umane, cancellarle, fare in modo appunto che non debbano esistere più i bianchi, il mondo africano, il mondo asiatico, ma che esista un unico mondo colorato della stessa pelle. Avete in mente cosa possa significare tutto questo? Pensateci su, ve lo lascio come riflessione del giorno per diciamo affrontare la nostra manifestazione, vero, in termini anche così di coscienza culturale, se mi permettete. Quanto manca, caro regista? Sì, Andrea, siamo in chiusura, sono le 11 proprio in questo preciso istante. Perfettamente. Io vi ringrazio della pazienza con cui mi avete ascoltato, torneremo naturalmente sull'ultimo tema che abbiamo affrontato. Io vi ricordo che sabato e domenica prossima Arte Nord sarà in escursione al centro del mondo, nelle Langhe, e ve ne daremo ragguaglio. Un grande abbraccio padano a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, via! Tana per papà!